25 aprile, festeggiamenti a Iutizzo di Codroipo. Al termine delle celebrazioni abbiamo sentito il sindaco Fabio Marchetti. 25 aprile come giornata da dedicare alla riflessione, ma con lo scopo di unire affinché il 25 aprile diventi una festa di tutti. La riflessione che ho fatto io qual è stata? La riflessione delle generazioni. La generazione mia, quella dei 40-50 anni, che oggi sta governando l'Italia, sta governando le istituzioni europee, regionali, comunali, e che succede a una generazione che era quella degli 80-90 anni, quelli che erano i nostri nonni, quelli che hanno visto la prima guerra mondiale, che hanno vissuto e combattuto durante la seconda guerra mondiale, quella generazione che ha dato la luce ai nostri padri, alle nostre madri, ai nostri genitori, che hanno sfiorato e hanno visto solo le macerie della seconda guerra mondiale e in parte ce le hanno raccontate. Poi ci sta la mia di generazione, quella che non ha potuto studiare, nei programmi c'era ma nessun insegnante affrontava mai il delicatissimo tema della seconda guerra mondiale, e la generazione dei nostri figli, quelli nati nel 97, quelli che hanno oggi 18 anni, che si apprestano a votare anche nelle imminenti elezioni di fine maggio e che non hanno visto neppure crollare il muro di Berlino, cioè non hanno visto cadere e disfarsi l'ultimo baluardo dell'ultima dittatura del continente più civile al mondo, che è la vecchia e amata cara Europa. Quindi una generazione che non ha visto certi accadimenti fondamentali per la nostra storia, una generazione che ha potuto solo sfiorare, e probabilmente vedendo qualche rotocalco televisivo, quello che è stato un altro momento importante che ha determinato un cambio epocale nella storia di tutti quanti noi, nella storia attuale più che contemporanea, quindi, che è stato l'11 settembre del 2001, un accadimento che a noi pare accaduto ieri l'altro, in realtà sono passati già 14 anni da quel momento, ma la memoria, come potete capire, ha una misura diversa da quella del tempo, per cui tempo e memoria non vanno d'accordo, e oggi abbiamo cercato con questa riflessione di metterli assieme nello spirito di un'unità, nello spirito di nessun fraintendimento, nello spirito di non polemizzare in una giornata che come questa deve essere dedicata appunto alla libertà, alla pace e alla democrazia dei popoli, non solo quello italiano. Per il Ponte News, Marco Mascioli.